Nello zaino, tra libri e quaderni, ha nascosto una pistola. È successo all'Istituto Remondini, dove uno studente sedicenne ha portato in classe l'arma, in realtà una scacciacani, ma senza tappo rosso e con tanto di caricatore. La riproduzione di una beretta calibro 9 è stata scoperta da un insegnante che ha visto spuntare la canna dalla sacca del ragazzo. La preside, avvisata dell'accaduto, ha fatto intervenire le fiamme gialle. Ai finanzieri, in un primo momento, lo studente ha affermato che la pistola era del padre, versione poi smentita dal genitore che si è detto sorpreso del comportamento del figlio, un ragazzo tranquillo che non aveva mai dato problemi in famiglia e a scuola. I militari hanno sequestrato pistola e caricatore e hanno provveduto a segnalare il giovane alla magistratura. Anche l'Istituto Remondini, in accordo con la famiglia del minorenne, ha già preso provvedimenti, come spiega la dirigente Anna Segalla. L'intervento che abbiamo fatto è un intervento di natura formativa, per cui nei prossimi giorni il ragazzo, sempre in accordo con la famiglia, seguirà un percorso in una delle strutture educative del territorio per dare il proprio contributo con dei lavori socialmente utili. Ci teniamo molto a questo tipo di progetto che comunque abbiamo in atto, l'abbiamo attivato in tante altre occasioni, voglio dire. Ecco, in modo che ci sia una presa di coscienza di quello che sono le regole della buona vita sociale e civile.